È vita o morte per il Lascari Cefalù che riceve tra le mura amiche dello Stadio Ilardo un oratorio marineo al quale basta non perdere per evitare la retrocessione diretta e soprattutto condannare alla discesa in promozione gli avversari di giornata. Parte forte la squadra allenata da mister Davide Boncore che subito va a recuperare un buon pallone. Bocciuei con l'azione personale, la palla per Corsino, la palla bloccata da Simone Marino. Poi ancora una volta al quarto d'ora una palla recuperata dal Lascari Cefalù col servizio in area di rigore per Mineo, il quale trova ancora una volta l'opposizione di Simone Marino, ma al minuto 27 all'improvviso e maniera inaspettata arriva l'1-0 da parte dell'oratorio marineo e ci pensa da Sousa a ribadire in rete sulla corta respinta da parte di Ba, e dunque sbloccano al primo tentativo verso la porta. Al minuto 27 gli uomini allenati da Rosero Bernardo, qui le proteste per un presunto contatto falloso subito da un giocatore del Lascari Cefalù. Lascia proseguire il direttore di gara Marineo, che attacca soprattutto con delle ripartenze mortifere. Una di queste trova la respinta di Falibà sul primo tentativo da parte di Daniello, poi la palla messa fuori sul tentativo successivo. E ancora un'opportunità qui con l'uscita di Ba, non perfetta, la palla sui piedi di Daniello, con la palla che colpisce il palo dopo il salvataggio di Lampo, ad un passo addirittura dal 2-0 che poteva essere fatale al Lascari Cefalù. Per fortuna della squadra in maglia giallo-blu termina il primo tempo, e con le immagini prodotte da Pietro Piazza passiamo alla ripresa, perché c'è ancora una protesta da parte del Lascari Cefalù su questo contatto in area di rigore. Anche in questo caso il direttore di gara lascia proseguire. Poi ancora continua ad attaccare a testa bassa la compagine di Boncore, con la conclusione che si perde di poco fuori, ancora ad un passo dal pareggio la squadra di casa, che qui deve subire l'avanzata da parte di Barbera, la sterzata sul destro, conclusione che spiazza Ba ma non trova i pali. Poi su questa palla inattiva il colpo di testa, la correzione in porta di Gabriele Lampo, l'ex difensore di Castellammare e Don Carlo Misilmeri, impatta sull'1-1 e rianima la sua squadra, che adesso si può gettare alla ricerca del gol del vantaggio, ma qui una palla gol clamorosa divorata da Mineo a porta spalancata davanti a Marino. Poi calcio di punizione, palla che rimane lì e per poco non arriva ancora l'opportunità per il 2-1 su questo tentativo di Ventura. Poi la fuga da parte di Daniello che semina gli avversari, arriva sul fondo, mette in mezzo per Da Sousa, che forse viene beffato dalla mancata uscita di Falibà, e la palla si perde oltre la linea laterale. Poi su questo tiro cross molto insidioso e molto bravo Falibà a metterla in calcio d'angolo. E poi all'improvviso sulla giocata di Corsino, con la palla messa in mezzo ancora per Gabriele Lampo, che di testa, questa volta sull'altro palo, la mette alle spalle di Marino. I due giocavano insieme nella Juniores della Don Carlo Misilmeri, campione regionale del 2023, e sorpasso del Lascari Cefalù, che poi attacca con tutti gli spazi, con Barbara che mette in mezzo il pallone, e Justice Bocciuei mette il gol del 3-1, il gol della vittoria definitiva per il Lascari Cefalù, che allunga in maniera definitiva sul +2 con la rete dell'uomo che aveva iniziato l'azione. E poi, dopo il triplice fischio arbitrale, finisce la partita. Il Lascari Cefalù non è ancora morto. Da Sportisiri è tutto, alla prossima!